Chi si aspettava scambi al vetriolo, rese di conti, addirittura dimissioni, è rimasto deluso. La giunta regionale convocata in mattinata e durata 10 minuti di orologio è stata quasi un'operazione chirurgica in camera sterile, zero emozioni, con la solita carrellata di delibere. Il gelo dopo la tempesta, quindi, con l'afferbo Tacin, quello delle pubblicità a pagamento su alcune riviste nazionali, divenuto un punto di non ritorno, fatto di accuse reciproche e chat traboccanti di risentimento, il tutti contro tutti o quasi. Del resto il terzo mandato non è tramontato solo per Zaia, ma anche per gli assessori, eppure in quest'ultimo caso sarebbe bastata una legge regionale più volte promessa dal governatore uscente. Quello che è certo è che mai a Palazzo Balbi i panni sporchi si erano lavati in pubblico. La stessa giunta era stata convocata come sempre il martedì, per poi essere sconvocata nel fine settimana e poi di nuovo riconvocata. Motivazione ufficiale: il fatto che Zaia si fosse slogato una caviglia in Sardegna. Alla fine l'esecutivo si è riunito, ma buona parte dei presenti, Zaia compreso, era connesso da remoto. Il modo migliore, sussurra qualcuno, per non incrociare lo sguardo e innescare la scintilla del "c'eravamo tanto amati". Le ipotesi ora sono due: arrivare allo scontro diretto e far volare gli stracci, o ingoiare il rospo per ragion di Stato. Il centrodestra è dato comunque in netto vantaggio, meglio massimizzare i consensi, focalizzandosi sul vero avversario, che per una giunta a trazione leghista resta Fratelli d'Italia, senza contare che nella Lega sarà Zaia il capolista. Anche questo ormai è assodato. La sua, come dire, disponibilità a sostenere il partito e l'obiettivo di far crescere o mantenere comunque un governo della Lega forte in Veneto è pacifico. Zaia è della partita, noi siamo forti, siamo pronti a affrontare questa campagna elettorale, diteci chi è il candidato presidente e poi cominciamo.